Di Vino in Vino mi ha portato a Butrio, siamo ospiti dell'azienda agricola Conti Artemis Maniago. Veniamo spesso da queste parti perché troviamo sempre delle risposte alle nostre domande, però siamo qui per due cose. Primo perché questa azienda ha preso 2 premi tra i più importanti in Europa e poi dovremo parlare appunto di vendemmia. Abbiamo il Conte Alberto che ci ha ospitato, grazie Conte di averci dato la possibilità di parlare ancora di vino e dei suoi vini, e con Francesco Spitaleri andremo a parlare della vendemmia. Allora io sono venuto qui per 2 motivi. Il primo perché mi avete faxato praticamente mandandomi le vostre relazioni, i vostri premi. 2 premi importanti, Schioppettino che è lo storico vino friulano e lo Chardonnay. Avete preso la medaglia d'oro, medaglia d'argento a Bruxelles. La vedo raggiante, Conte, o è per la vendemmia che è portato a termine o è il premio? Beh, sicuramente più raggiante per la vendemmia, che per noi è il momento un po' focale di tutta l'annata, e indubbiamente anche poi per il premio. Il concorso di Bruxelles è un concorso molto importante, oltre 6.000 campioni presentati, oltre 200-250 degustatori. Riuscire a prendere un premio, una medaglia d'oro con un vino per di più tradizionale, autoctono, quindi i vini che devono essere il nostro futuro, ci dà particolarmente soddisfazione. Al contempo facciamo anche vedere come sono sempre stati e continueranno a essere importanti i nostri vini bianchi come lo Chardonnay. Ecco, lei ha un occhio di riguardo sempre per i vini autoctoni, perché se non vado errato un Tazeleng è stato premiato, uno Schioppettino è stato premiato, un Pignolo che si è avvicinato molto. Insomma, lei sì ha i vini internazionali, ma ha un occhio fortemente, anche col Piccolit, mi hanno suggerito col Piccolit, cioè ha sempre un occhio di riguardo per la storia, per la vostra storia soprattutto. Beh, la nostra indubbiamente è una vecchia azienda, diciamo che l'azienda è entrata in famiglia il 15 febbraio del 1585, quindi abbiamo una tradizione di vino molto, molto lunga. Indubbiamente adesso i vini importanti per l'azienda sono i cosiddetti vitigni internazionali, quindi i soliti Sauvignon, i Pinot Grigi, i Merlot, i Cabernet, ma quelli che saranno le varietà del futuro, quelle che io amo dire che saranno le varietà di mio figlio ha ancora 10 anni, quindi ancora un po' piccolo, sono appunto le varietà autoctone, e quindi parliamo appunto degli Schioppettini, del Piccolit, Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo Rosso, e lì bisogna spingere, bisogna farli conoscere, partecipare a queste importanti manifestazioni perché il resto del mondo sappia quali sono le nostre capacità. Ecco, lei è uno dei pochi che riesce a vendere anche in regione, molto, devo dire la verità. Non vende solo in giro per il mondo, no? Ecco, come mai lei riesce a collocare i suoi vini sul territorio del Friuli Venezia Giulia, le famose 4 province? Altri invece vendono molto fuori, magari, ma poco nel territorio. La nostra è una vecchia azienda, quindi abbiamo sempre venduto nel territorio. E la storicità. È la storicità, lo fa un vino tradizionale, un vino del luogo. È inutile andare a cercare i mercati molto lontani se già quelli vicini sono pronti a recepire e apprezzano in tale maniera i nostri vini. Parliamo di vendemmie, perché noi ne abbiamo fatti dal Carso fino al Prosecco di Valdobbiadene, ne abbiamo viste parecchie cose, no? Abbiamo visto che quando stava per piovere, no? Cioè la gente che doveva andare a mano a raccogliere l'uva doveva starsene a casa, altri invece che avevano la macchina, la famosa macchina computerizzata, dobbiamo dire, con una tecnologia ormai d'avanguardia che fa quasi, dobbiamo dire, meglio dell'uomo, delle mani dell'uomo, che quando stava per piovere o aveva cessato di piovere partivano con la macchina e andavano a raccogliere. Ecco, lì ci sono 2 vendemmie, una a mano dove è terrificante perché il tempo dà i segnali, no? Mentre la macchina dà la possibilità di andare con 2 persone, raccogliere, portare a casa e stare sicuri per un po'. Ecco, voi invece cosa avete? Più un po' macchina, un po' mano? Come fate? Noi abbiamo entrambi, siamo stati tra le aziende pionieri nell'uso della vendemmiatrice, perché l'abbiamo ormai già da molti anni. Da alcuni anni ne abbiamo una di nuova generazione, una macchina di tecnologia francese, dove la superficie vitata raccolta a macchina è molto superiore a quella italiana, e manteniamo comunque, avendo una buona fetta dell'azienda in collina, dove la vendemmia meccanica è più difficoltosa, manteniamo una quota di circa 30-40 vendemmiatori. In realtà li avete trovati tutti a Ferragosto, perché il problema era quello. Devo dire che ormai fanno parte dell'azienda anche questi lavoratori avventizi, perché sono da alcuni anni che si presentano tutti, capiscono le nostre necessità, che non è una cosa
così di capriccio cominciare 2 giorni prima di Ferragosto a raccogliere le uve, ma era una necessità. 100 giorni dopo la fioritura bisogna raccogliere. Purtroppo la pianta da quello non tradisce. La cosa utile di questa azienda è poter disporre di entrambi. Sicuramente l'aspetto importante è raccogliere uve sane, integre e possibilmente non bagnate o non rovinate da altri eventi del tempo. Di conseguenza è vero che c'è stata qualche giornata di pioggia, in corrispondenza delle quali bisogna bloccare la raccolta manuale, e quando cessa di piovere bisogna aspettare anche un'intera giornata o finché non si asciuga l'uva. È vero che la vendemmia a macchina di fronte a uve che sono fortemente mature, quindi da raccogliere, ci consente che se tra 24-48 ore viene a piovere, in quei 2 giorni che mancano alla pioggia intensifichiamo la raccolta e portiamo a casa l'uva prima che piova. Quindi è una fortissima tecnologia di soccorso, ti aiuta nei momenti in cui dici l'uva deve entrare, tra 2 giorni piove, portiamone a casa più possibile. Allora, signor Conte, dobbiamo rientrare in pista proprio perché dobbiamo fermarci a questi 2 vini. Allora, lo Schioppettino, che è storico visinale dello Iudrio, da quelle parti si coltiva naturalmente lo Schioppettino, è lì la patria. Lo Iudrio ha dato i natali, insomma, lo Schioppettino. Voi dove avete i vigneti di Schioppettino? Tutta la nostra azienda è attorno al centro dei fabbricati, quindi lo Schioppettino è a 700-800 metri dal centro abitato in direzione est. Bene. Poi invece abbiamo lo Chardonnay, che è un internazionale, giusto? Sì, per cui qui c'è stato da misurarsi e confrontarsi con mezzo mondo. Esattamente, allora proprio il confronto è la cosa che ci premeva. Diciamo questo, l'azienda partecipa a molte rassegne, concorsi eccetera, lo scopo non è collezionare il diplomino, lo scopo è il confronto, cioè oggi un'azienda come questa che si affaccia sul mercato mondiale deve poter sapere a che punto è. E non c'è peggior produttore di quello che è convinto i miei vini sono buoni, sono i migliori. In realtà bisogna andare a vedere cosa fanno gli altri. I concorsi mondiali, come può essere anche quello del Vinitaly, come questo di Bruxelles, e come ce n'è un altro paio in giro per il mondo, sono rassegne vaste dove si presentano aziende di tutto il mondo, per cui lo Chardonnay arriva da 20, 25, 30 paesi in giro per il mondo, ci sono dei degustatori esperti internazionali che ti dicono con la loro capacità, insomma, di degustazione, a che punto ti trovi. E la nostra soddisfazione è che tutto sommato, sapendo di dover lavorare comunque ancora molto, ci collochiamo bene, e questa è la cosa che ci preme di più. Vi collocate bene, l'ultima parola spetta al padrone di casa. Conte, allora, quali sono per il futuro nuove novità in casa sua? Insomma? Adesso i premi arrivano, ma i premi devono... e rimanere là che è difficile, rimanere ai vertici che è difficile. I premi devono continuare ad arrivare, come diceva giustamente il dottor Spitaleri, per convalidare quella che è la nostra idea di fare dei vini di alto livello, continuare a lavorare in cantina, provare sempre cose nuove, mai essere convinti di fare il miglior vino. Quello vuol dire per una cantina essere finiti, sempre cercare qualcosa di nuovo, sempre cercare nuovi mercati, nuove soluzioni per fare vini sempre più buoni. Bene. Conte, la devo salutare, salutiamo anche Francesco Spitaleri. Allora, lo Schioppettino e lo Chardonnay, naturalmente, premi, e dobbiamo dire che è stata l'unica cantina premiata a Bruxelles. E dal Conte Artemis di Maniago noi il salutiamo e naturalmente affrontiamo ancora un altro viaggio per raccontare un'altra storia.